Il modello delle politiche attive della Regione Veneto è stato fortemente implementato con l'attuazione del programma GOL, che si è divisa, si può dire, in due fasi. La prima ha previsto l'introduzione di diversi avvisi che hanno regolato i percorsi di attuazione del programma GOL. La seconda fase invece è stata una fase in cui tali avvisi sono stati rivisitati andando a creare una sinergia tra servizi per il lavoro e formazione. Basti pensare al percorso 2 che a settembre è stato riformato andando a prevedere, per enti creati ai servizi per il lavoro ammessi alla DGR 600 del 2022, la possibilità di intervenire nel processo di erogazione della formazione da repertorio, dinamica e per le competenze digitali, potendo erogare direttamente la formazione presso strutture accreditate in possesso di requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente. Il programma GOL ha una portata rivoluzionaria per le politiche attive, ma non è l'unica opportunità per consulenti del lavoro delegati e utenti. Infatti il Veneto prevede una fitta programmazione sia regionale che cofinanziata col fondo FS Plus per il 2021-2027, prevedendo degli interventi rivolti a giovani come Forti, formazione e tirocinio, giovani energie e interventi rivolti a target più distanti dal mercato del lavoro, quali disoccupati di lunga durata, utenti in esecuzione penale o disabili, tramite una fitta programmazione regionale che prevede interventi di orientamento e accompagnamento al lavoro, tirocinio e inserimento lavorativo.